92enne trovato senza vita da un amico in un appartamento a San Donà di Piave. Nello zaino rinvenute alcune confezioni di psicofarmaci. Si ipotizza un'overdose dietro al decesso. A Motta di Livenza sconcerto per la morte di una 19enne. Domenica era caduta con lo slittino, aveva battuto violentemente la testa. Dopo 3 giorni di agonia la giovane è deceduta. Lo sfogo sui social del comandante della polizia locale di Venezia Agostini in merito alla vicenda di un tunisino arrestato per 2 volte e ora in libertà per colpa di un inghippo burocratico. Alcuni frammenti delle mura storiche di Montagnana caduti su un'abitazione lungo la Cinta. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. E allarme per l'arrivo del lupo nella Marca, in particolare nella fascia pedemontana. Agricoltori e allevatori chiedono misure urgenti per gestire il fenomeno. Le spiagge del litorale veneto devastate dal maltempo. La proposta ieri sera 20:10 dell'assessore regionale Canere. Chiederemo al governo che le concessioni demaniali restino sul territorio per essere investite in prevenzione. Mostra di presepi nelle vetrine dei negozi della zona del Santo a Padova, vere e proprie opere d'arte anche per rilanciare il commercio. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In apertura un'ampia pagina di cronaca a partire dalla tragedia che si è consumata a San Donà di Piave, dove in un appartamento è stato trovato da un amico il corpo senza vita di una 17enne, nello zaino alcune confezioni di psicofarmaci. Si teme che si possa trattare di un'overdose, ma ci racconta tutto in diretta Filippo Fois, buongiorno. Sì, buongiorno. I carabinieri indagano sulla morte di un 17enne trovato senza vita nella casa di un amico in un appartamento nel centro di San Donà di Piave. Il 17enne aveva trascorso la serata assieme all'amico, dal quale poi si era fermato a dormire, ed è stato un po' quest'ultimo a lanciare l'allarme, ma purtroppo all'arrivo i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, che era nato in Italia da genitori di origini marocchine e viveva a Torre di Mosto. Nel suo zaino sono state trovate delle scatole di psicofarmaci, da qui una prima ipotesi di sospetta overdose, ma sarà l'autopsia disposta dalla procura a chiarire le cause del decesso, che, come detto dalle prime verifiche, sembrerebbe possa essere legato all'assunzione di psicofarmaci. Gli investigatori tendono anche ad escludere che il giovane avesse intenzione di togliersi la vita. Con questo per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Motta di Livenza, nel Trevigiano, è sconcertata per la morte di una 19enne che domenica era caduta con lo slittino. Morire a 19 anni cadendo dallo slittino, dolore e incredulità a Motta di Livenza, dove è arrivata la notizia del dramma che ha colpito la giovane Liliana Riniuk, ragazza di origini ucraine morta all'ospedale di Udine dopo essere rovinosamente caduta con lo slittino domenica verso le 19 nella zona di Sauris. Un trauma cranico esteso, con la ragazza subito soccorsa e ricoverata in ospedale a Tolmezzo, quindi trasferita in un disperato tentativo di salvarla in rianimazione a Udine. Fino all'età di 12 anni Liliana aveva vissuto con i genitori a Motta, dove aveva frequentato la scuola. Aveva anche giocato a mini volley con il Meduna. La famiglia si era quindi trasferita nel Pordenonese, dove la ragazza aveva frequentato l'istituto professionale Zanussi, che sul suo sito ha pubblicato una lunga, commossa nota per annunciare la morte di Liliana. Lo sconcerto è palpabile, siamo tutti basiti, ammutoliti, si legge, non si può morire a 19 anni. Ci stringiamo attorno alla famiglia, ai parenti e agli amici che l'hanno amata. Non si sono fatti attendere i provvedimenti della prefettura di Padova nei confronti del profugo nigeriano che ha sequestrato e stuprato una donna a Tribano. Il giudice intanto conferma la detenzione in carcere. Il prefetto di Padova ha revocato l'accoglienza al nigeriano che è finito in carcere per sequestro di persona e violenza sessuale. Ora si dovrà aspettare l'esito delle indagini penali per capire se ci sono gli elementi anche per l'espulsione dall'Italia. Renato Franceschelli ha già preso provvedimenti nei confronti del richiedente asilo ospitato in un appartamento gestito dalla cooperativa Edeco, che per 11 giorni ha segregato una 22enne della Repubblica Ceca, costringendola a subire abusi sessuali e picchiandola ripetutamente. L'uomo è stato
stato arrestato dopo un blitz dei carabinieri a Tribano, allertati da un amico francese della donna che era riuscita ad avvisare con un SMS. Ci sono molte cose da chiarire, spiega il prefetto Franceschelli, come il ruolo degli altri due ospiti presenti nell'appartamento di Tribano. La prefettura inoltre pretende delle spiegazioni anche dalla cooperativa Edeco, ex Ecofficina, che avrebbe dovuto vigilare sui richiedenti asilo ospitati proprio in quell'appartamento. Martedì il giudice per le indagini preliminari intanto ha convalidato l'arresto dello straniero, che resterà in carcere. Restiamo a Padova, ancora una rissa tra stranieri ubriachi in pieno giorno, un arresto e un agente che finisce in ospedale. Una rissa senza un apparente motivo e in pieno giorno tra i passanti è accaduto nel quartiere Palestro in via Brigata a Padova, a pochi passi dal centro della città. Due tunisini sotto l'effetto dell'alcol sono venuti alle mani martedì pomeriggio a Padova. Ad avere la peggio un poliziotto delle Volanti aggredito mentre cercava di sedare la rissa. I due stranieri avevano iniziato a spintonarsi, prendendosi poi a schiaffi e a pugni. Alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine che sono intervenute. Intanto un altro straniero nordafricano, anche lui ubriaco, si è intromesso per dividere i due connazionali. Quando gli agenti hanno cercato di sedare la rissa, un 40enne tunisino ha aggredito il poliziotto con un pugno, mandandolo in ospedale. Lo straniero è stato così arrestato per resistenza, il connazionale denunciato e il terzo multato per ubriachezza molesta. Sono in corso dalla tarda serata di ieri le ricerche di Paolo Tramontin, 67 anni, di Mestre, partito ieri mattina proprio da Mestre in treno in direzione Valsugana, dove era solito andare a camminare senza però dare indicazioni sulla destinazione. Paolo era solito mandare messaggi durante la giornata alla moglie, che ieri però, non avendo avuto notizie, lo ha chiamato ma non ha avuto risposta. A quel punto ha lanciato l'allarme e su richiesta della prefettura le ricerche sono subito iniziate lungo le principali strade e sentieri che salgono in quota sia dal versante di Enego che del Grappa. L'ultima cella agganciata dal suo cellulare risulta essere quella di Lazzaretti. Al momento si stanno risalendo i percorsi che da Costa di Valstagna portano all'altopiano dei 7 comuni. Paolo Tramontin è alto 1,70 m, di corporatura robusta, calvo, con barba grigia medio-lunga. Al momento della scomparsa indossava una giacca, pantaloni tecnici neri e uno zaino verde. Chiunque lo avesse incontrato in treno, per strada o lungo i sentieri è pregato di contattare i carabinieri. E adesso ci colleghiamo con Anna Maria Parisi, che ci racconta dello sfogo sui social del comandante della polizia locale di Venezia, Agostini. Buongiorno Anna Maria, raccontaci tutto. Buongiorno da Venezia, dove non si placa l'ira del comandante della polizia locale veneziana, Marco Agostini. Perché così arrabbiato? Perché il comandante dice che un delinquente per inghippi burocratici arrestato adesso è libero e può delinquere ancora. Uno sfogo che il comandante addirittura rilascia sulla sua pagina Facebook, quindi sui social, affidando anche ai commenti della gente quanto sta avvenendo a livello proprio di giustizia italiana. Comandante che ricorda come questo delinquente, giovanissimo, tra l'altro si tratta di un ragazzo diciottenne, un diciottenne tunisino, che martedì 19 novembre scorso aveva minacciato, prendendo a calci e pugni e derubato un minorenne di Mestre, un sedicenne. L'episodio alla stazione di Mestre. Dopo la fuga questo diciottenne è stato rintracciato e arrestato dalla polizia, poi negli uffici della questura aveva ancora dato in escandescenze, minacciando addirittura gli agenti stessi, quindi il processo il giorno seguente, condannato, ma immediatamente rilasciato con il divieto di dimora. Quindi il giovane delinquente dice si stupisce che non rispetti neanche gli obblighi di dimora, perché sabato successivo è stato nuovamente arrestato, questa volta appunto dalla polizia locale a seguito di una violenta lite con uno spacciatore molto noto in zona. Quindi cosa è successo? Come già detto, è stato nuovamente arrestato ma rilasciato per inghippi burocratici. Adesso è nuovamente libero di delinquere. Guardate voi che cosa succede a questa giustizia. Così il comandante, che continua il suo sfogo sempre sui social, sulla sua pagina Facebook. Ecco, non ci resta naturalmente che sentire di persona anche lo stesso comandante e capire adesso quali intenzioni avrà. Da Venezia è tutto, la linea può tornare allo studio.
Buon lavoro ad Anna Maria Parisi e andiamo in provincia di Padova, torniamo in provincia di Padova, a Montagnana, dove ieri alcuni frammenti delle mura storiche sono caduti sul tetto di un'abitazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Alcuni frammenti delle mura storiche di Montagnana sono caduti su un'abitazione lungo la Cinta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e provveduto a verificare la stabilità di alcuni merli della città murata per evitare altri distaccamenti. I pompieri, arrivati da Este, anche con l'autoscala, hanno effettuato una verifica del distacco di alcuni pezzi della merlatura che hanno provocato dei danni al tetto di un'abitazione sottostante. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Al sopralluogo ha partecipato anche il personale tecnico del comune di Montagnana. Dopo l'aggressione di sabato notte ad un cameriere parla il titolare del ristorante padovano, preoccupato per la sicurezza dei suoi dipendenti. Non posso accompagnarli a casa con un pulmino, ci dice, ma lo vorrei fare. Pensavamo che fosse una cosa molto tranquilla, un centro abbastanza tranquillo per tutti quanti, però in realtà abbiamo scoperto che non è così e poi vediamo questa è la scarsa di sicurezza sempre ogni giorno più dell'altro. Così il titolare del ristorante etnico Peace and Spicy è spaventato dopo l'aggressione subita da un suo dipendente la notte tra sabato e domenica. Il cameriere aveva appena buttato l'immondizia qui, stava rientrando verso il locale e in quell'angolo, sotto quel sottoportico, è stato aggredito. I tre aggressori, 2 uomini stranieri e una ragazza italiana, si sono accaniti contro uno dei camerieri del locale. Una violenza insensata, ci descrivono i collaboratori del ristorante. Senza una motivazione, praticamente una persona un po' alterata, ora non so se dalla droga, dall'alcol, semplicemente una persona che era finita di un'altra rissa, era seduto là. Questo non lo saprei dire io, però lo so che non definirei neanche associazione, forse il termine della persona è un po' esagerata e sprecata per questa imbecille. Ora Hussein, studente in ingegneria informatica, è in ospedale e i medici non hanno ancora deciso se operare o meno la mandibola. Quello che è certo è che perderà questa sessione di esami. Non è il primo caso, ci confida il ristoratore. Qualche mese fa una sua dipendente è stata fermata sul cavalcavia Borgomagno e le è stato rubato tutto. Ho una quindicina di dipendenti che 10 di loro sono donne, anche donne giovani. A questo punto io ogni sera la preoccupazione nel momento in cui chiudiamo, metto la chiave, la porta chiude, ciao ragazzi, devo sempre per essere preoccupato, allora è arrivato a casa, perché poi ognuno abita una parte diversa di Padova, deve andare in bicicletta a casa, sono tutte donne giovani. Io mi chiedo, ma scusa, e cosa è successo? Sono arrivati a casa, tutto tranquillo, devo preoccuparmi? Oppure a quel punto devo andare praticamente a recuperarmi un pulmino e portarli tutti quanti a casa per essere sicuro? Adesso andiamo alla stazione ferroviaria di Bassano del Grappa, dove si vivono una serie di disagi per chi è diversamente abile, l'ascensore guasto da più di un mese e per i disabili appunto nessun parcheggio. Sandra Lezzi, mamma di un ragazzo costretto su una sedia a rotelle, ci troviamo in quello che ormai è diventato il famoso parcheggio sul retro della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa. Alle sue spalle l'ascensore ancora rotto, però c'è un'altra questione che lei vuole sollevare. Di che si tratta? Si tratta del parcheggio per i disabili. Fino cioè un po' prima della costruzione delle pensiline e degli ascensori c'erano 3 spazi praticamente per la disabilità. Poi con la costruzione questi posti sono stati coperti. Ce n'è rimasto uno che però non è assolutamente visibile. Non c'è, sì, infatti le linee orizzontali sono ormai cancellate e anche il cartello verticale non c'è più. Ma noi ci chiediamo come sia possibile che nessuno, prima della nostra telespettatrice, si sia accorto della sparizione dei parcheggi per disabili di cui restano solo tracce sull'asfalto e non abbia denunciato questo grave disservizio. Qui resta tra l'altro soltanto un simbolo sbiadito del parcheggio per i disabili. Si vede a malapena. Qui c'era il parcheggio, adesso c'è l'ascensore. I 3 parcheggi erano questi, adesso di parcheggio per disabili
neanche l'ombra. C'è di più, perché sentite. Molto spesso ci sono macchine che parcheggiano anche davanti all'ascensore, quindi non lasciando il posto per poter uscire. Una persona a piedi ci esce, ma se hai una carrozzina non hai neanche più la possibilità di entrare nell'ascensore. Insomma, da un lato lo scarso senso civico di tante persone, dall'altro il disinteresse di chi invece dovrebbe garantire un servizio ottimale alle persone, soprattutto a quelle con disabilità. RFI deve decidersi a prendere in mano la situazione, dall'ascensore rotto da più di un mese alla sparizione dei parcheggi per disabili. E anche dal Palazzo Municipale di Via Matteotti dovrebbero far sentire la voce, come è avvenuto con le passate amministrazioni. Invece solo silenzio, silenzio che rompe la nostra telespettatrice. A chi di dovere vorrei che per un giorno solo, si sedessero su una sedia a rotelle e venissero qua. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per continuare a parlare dell'allarme lupo nella Marca trevigiana, in particolare sulla fascia pedemontana. Diciamo che è un problema della montagna, ma oramai anche di tutti i comuni della pedemontana e non solo, dove la presenza del lupo, i passaggi del lupo sono assolutamente certificati. Quella che fino a pochi giorni fa era un'ipotesi, adesso è una certezza. I lupi sono arrivati nella Marca scollinando dall'area bellunese, in particolare da Lentiai e dalla Val Belluna. Per il trevigiano quindi il fenomeno non è più solo confinato sul massiccio del Grappa. L'asino sbranato la scorsa settimana sul Monte Cesen ne è la prova, ma le segnalazioni si susseguono. Fabio Curto è vicepresidente della Confagricoltura di Treviso e imprenditore agricolo proprio sul Cesen. L'arrivo del lupo quindi lo interessa di prima persona. Ora inizia a creare anche i veri e propri danni visibili proprio agli allevatori e a tutta l'attività appunto zootecnica. Del resto le storie e le immagini che ormai quotidianamente arrivano dal bellunese raccontano di imprenditori preoccupati e danni. Lo sa bene Giancarlo Curto, che sempre sul Cesen possiede un'altra malga. Dice che se va avanti così il prossimo anno non porterà gli animali al pascolo, e non è affatto l'unico. Gli allevatori sono assolutamente preoccupati dell'attività appunto zootecnica e della malga per le prossime estate, per il prossimo periodo estivo. Da qui la richiesta di gestire il fenomeno della fauna selvatica, non solo il lupo, ma anche i cinghiali, tornati prepotentemente a fare danni. Questo è un gravissimo problema che si innesta in un problema ben più ampio, che è quello della gestione della fauna selvatica, che parte dal lupo ma ha con sé anche cinghiali, cervi e tutta quella gestione appunto, o meglio non gestione della fauna selvatica che oggi è presente nel territorio non solo regionale ma nazionale in genere. Sta tornando alla normalità la circolazione dei treni sulla linea Venezia-Udine dopo la sospensione avvenuta per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona da parte della regionale 11.008, probabile il gesto estremo della vittima. Nella stazione di Sacile Conegliano i viaggiatori sono assistiti dal personale Trenitalia di Customer Care e della biglietteria. Non solo, ma è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi e collegamenti straordinari con taxi per le persone dirette agli aeroporti di Treviso e Venezia. Per effetto dello stop i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 2 ore e 10. 4 regionali sono stati cancellati interamente e 11 per parte del proprio percorso. Ieri sera nel corso di 20 e 10 abbiamo parlato delle bellezze della nostra regione, che attira ogni anno sempre più visitatori con numeri da record, visitatori e turisti soprattutto che arrivano in estate sulle spiagge del litorale, che per colpa del maltempo qualche settimana fa ha subito una forte devastazione, come vi abbiamo anche documentato nelle nostre edizioni straordinarie. Ebbene, dall'assessore regionale al turismo Federico Canera, ospite in studio ieri, arriva una proposta da avanzare al governo. Ci è venuta in mente non tanto una provocazione, ma una proposta seria da fare al governo, parlando anche con i concessionari della costa, cioè quella di chiedere che le concessioni demaniali che i nostri concessionari adesso pagano sul territorio, perché quel territorio è di proprietà dello Stato, no? Quindi tu per poter esercitare, per poter piantare gli ombrelloni in sostanza devi pagare, ma sono tanti soldi che i nostri concessionari pagano, rimangano sul territorio per fare investimenti di prevenzione. Quindi
Noi non diciamo di non pagare le tasse, no? Cioè di evitare quella stessa cifra venga utilizzata, lasciarla sul territorio, poi vediamo, magari creando un fondo apposito, non importa che rimanga il concessionario alla regione, non importa, ma finalizzato alla prevenzione. Per esempio, non so, penso, Bibbione ha costruito il sabbiodotto. Altre aree della costa non ce l'ha, quindi il tema per esempio del rimpascimento della costa. Cos'è il sabbiodotto? È una struttura, un'infrastruttura che porta la sabbia, la convoglia e permette di evitare di dover andare a scavare al largo per portarla sulla costa. Perché io penso invece a quella barriera che tutti gli anni, quando ci sono le stagioni invernali, si costruisce, la diga, diciamo, che quella alta di sabbia si costruisce per poter, se l'è mangiata in 3 secondi. Ma non solo, abbiamo avuto danni anche nelle passeggiate a Jesolo, la passerella è stata completamente divelta. No? Allora l'idea è quella di dire: perché non pensare una volta a fare qualche azione, diciamo, preventiva di difesa delle nostre coste? Ci vogliono tanti soldi. Allora, siccome siamo anche in tema di autonomia, discutiamo tanto di queste cose qua, approfittiamo dell'emergenza per dire: guarda, caro Stato, noi non è che non paghiamo, lasciaci quei soldi perché li investiamo direttamente sul territorio. La richiesta ufficiale? No, vogliamo fare la richiesta ufficiale, quindi adesso la sto lanciando in diretta. Voltiamo pagina, mostra di presepi nelle vetrine dei negozi della zona del Santo di Padova, vere e proprie opere d'arte anche per rilanciare il commercio. 30 presepi artistici e artigianali che si potranno ammirare fino al 10 gennaio lungo il tragitto che va da Piazza del Santo a Via Ospedale, passando per Via del Santo e Via San Francesco. Vere opere d'arte esposte nelle vetrine dei negozi che si trovano lungo il percorso. Questa iniziativa nasce proprio dalla volontà di far ritornare anche i padovani e in special modo i padovani in questa zona, che è una delle zone più belle della città, a visitare sia i monumenti ma anche i nostri negozi. Realizzati con sculture in legno, cera, argento, gesso, terracotta e altri materiali, questa rassegna di presepi artigianali è visibile per il 6º anno lungo le strade che collegano la Basilica col centro storico. Anche la Basilica del Santo assieme all'Oratorio di San Giorgio stanno per entrare, se sarà tutto confermato, nel patrimonio UNESCO. Quindi da qui si deve sviluppare un percorso che porta al centro storico e l'obiettivo che noi ci diamo e che abbiamo già condiviso anche con le associazioni di categoria è di rendere più bello, decoroso il passaggio, il cammino. Oltre ai presepi dei negozi, il 21 dicembre aprirà anche il tradizionale presepe allestito nel chiostro della Magnolia nella Basilica del Santo, quello della chiesa di San Francesco nell'omonima via e quello napoletano dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio, visibile nella Scoletta del Santo. E il presepe da sempre affascina grandi e bambini. Certo, i bambini sono sempre meravigliati di fronte a queste rappresentazioni e serve molto anche a livello educativo, formativo, quindi nelle scuole, nelle case, nelle parrocchie, eccetera. Ma certo anche gli adulti, perché tutti hanno bisogno di fermarsi e di contemplare questo nostro mondo. E a proposito di presepi, torna anche quest'anno in occasione delle festività natalizie la nostra rubrica Il tuo presepe. In sovrimpressione vedete i numeri e l'indirizzo mail al quale inviare le immagini, le foto delle vostre rappresentazioni della natività. Se non vi è possibile, inviateci una breve descrizione, verremo noi con le nostre telecamere a riprendere il vostro presepe. E adesso un grazie a tutti voi, perché ieri sera record di ascolti per l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3, che ha registrato oltre 145.000 telespettatori che alle 19:30 si sono sintonizzati sulla nostra emittente per seguire in diretta le notizie principali dalla Marca trevigiana. Vi lascio adesso ad una nuova puntata di Ore 13, come ogni mercoledì con CGIL Risponde. In studio Antonio Ventura e Fabio Zamperla dell'Ufficio Vertenze e Paolino Barbiero, segretario generale dello SPI CGIL Treviso. E poi questa sera puntuale torna 20:10 in studio Andreas Ronco di Veneto Imbruttito. Previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Bentrovati al meteo. Condizioni meteorologiche stabili, anche la giornata di mercoledì 4 dicembre sarà senza precipitazioni e con clima un po' più invernale. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole su tutte le province della nostra regione, non sono previste piogge, il cielo sarà sereno e senza nubi come vediamo.
Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra meno 5 e 3 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 5 e gli 8 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, cielo sgombro da nubi. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime comprese invece tra 8 e 9 gradi. Non cambia il tempo anche sul Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Temperature minime sotto 0, massime tra 7 e 8 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci.